Ecco, buonasera a tutte. Buonasera. Prego Marina. Buonasera a tutti. Porto i saluti dell'amministrazione comunale di Conegliano e dei 10 comuni partner del progetto Digitiamo. Ci troviamo qui questa sera in compagnia di Caterina Munafò di T2I, che ormai conoscete, della dottoressa Elisabeth Reiner Sorrentino, anche lei collaboratore di T2I, esperta in comunicazione e cura i progetti nell'ambito della comunicazione 4.0, per la nostra seconda serata sul copywriting, come scrivere sui social in modo efficace. Prima di passare la parola alla dottoressa Reiner Sorrentino, volevo invitarvi a partecipare anche ad altre iniziative che noi abbiamo sempre in calendario con il progetto Digitiamo. Prossimi incontri con T2I il 3 di novembre sull'Internet of Things, di cosa stiamo parlando, col dottor Roberto Pezza, sempre dalle 18 alle 20. Abbiamo poi un altro evento l'8 di novembre, sempre con lo stesso relatore, il dottor Pezza, per capire l'intelligenza artificiale, i contenuti, gli algoritmi, i percorsi, dove ci porta, sempre questo però il mattino, dalle 9 alle 13 dell'8 di novembre, rivolto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ai cittadini, alle associazioni, ai commercianti e agli imprenditori. Un altro incontro il 15 di novembre, sempre col dottor Pezza, i principi dell'Internet of Things, il mattino sempre dalle 9 alle 13. 2 incontri con la dottoressa Sorrentino il 18 e il 25 novembre sull'importanza del contenuto, come cosa dire online perché la comunicazione non diventi un boomerang, sempre in orario serale dalle 18 alle 20. Mentre abbiamo con Caterina una serie di attività in presenza, mentre queste che vi ho detto erano tutti confermati ancora online. Abbiamo uno spazio di coworking che è stato attivato dal 15 di ottobre e sarà attivo fino al 29 di aprile del 2022, il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18, il venerdì dalle 9 alle 13. Sarà uno spazio sito presso i locali dell'Innovation Lab di Conegliano, che si trovano in piazzale Fratelli Zoppa 70/72 a Conegliano, all'ex shopping center, per identificare i locali. Sarà uno spazio comunale di coworking relativo allo sviluppo di start-up e progetti di innovazione sociale e digitale per Conegliano e per i dintorni. Con la collaborazione di Caterina cercheremo di portare avanti un progetto sullo sfondo del coworking. Trovate nei nostri siti online, nei nostri social, la locandina per iscrivervi. Naturalmente anche questa è un'attività completamente gratuita, come tutte quelle che portiamo avanti per il progetto Digitiamo. Abbiamo in programma anche un laboratorio formativo sempre in presenza sulla social innovation, finalizzato a fornire strumenti, spunti e contenuti per migliorare Conegliano e le città limitrofe attraverso il digitale, sempre in collaborazione con T2I, che si svolgerà i giorni 5, 10, 12, 17, 19 e 24 novembre, il mercoledì mattina dalle 9 alle 13 e il venerdì dalle 14 alle 18, presso i locali sempre dell'Innovation Lab di Conegliano. Un laboratorio formativo imprenditore di me stesso, che accompagna un team di aspiranti startup a conoscere lo strumento del Business Model Canvas per ideare e migliorare il loro business, sempre nei locali di Innovation Lab di Conegliano, l'1, il 3, il 15 e il 17 dicembre, stessi orari degli altri, il mercoledì mattina 9:13, il venerdì pomeriggio 14:18. Anche per questi due che vi ho detto adesso, le locandine per l'iscrizione li trovate nei nostri social. Sono tutti laboratori e percorsi gratuiti da fare appunto in presenza, con le limitazioni che adesso abbiamo ancora del Covid. Abbiamo non tantissimi posti, ma abbiamo ancora dei posti liberi per cui potete tranquillamente iscrivervi e pubblicizzare i vostri conoscenti. Abbiamo in programma il 26 novembre, il pomeriggio dalle 14 alle 18, che è un venerdì, e il sabato mattina il 27 novembre dalle 9 alle 13 indicativamente, il primo hackathon del progetto Digitiamo,
sull'innovazione digitale, sempre con T2I, che si svolgerà presso i locali della sala conferenze della Biblioteca Comunale di Gaiarine, che gentilmente ci concede i locali in località Campomolino. Anche per questo, in prossimi incontri vi daremo maggiori indicazioni. Abbiamo sempre in contemporanea gli incontri con T2I, gli incontri del mattino con lo studio Barel, rivolti principalmente ai commercianti, negozianti, pubbliche amministrazioni, sul commercio elettronico e sulla sicurezza elettronica. Anche domani mattina dalle 9 alle 10:30, sempre online, avremo un incontro con l'avvocato Foltran sulla scrittura dei termini e le condizioni per un sito di vendite. E venerdì 29, sempre ottobre, dalle 9 alle 10:30, la risoluzione delle controversie online, sempre con l'avvocato Foltran. Vi lascio adesso all'esposizione della dottoressa Elisabeth Rainer per il proseguo della nostra serata. Vi ringrazio della vostra partecipazione e ci aggiorniamo al termine di questo incontro. Ricordo come sempre che se avete domande da fare sono ben accette, potete pure scrivere nelle chat che dopo io e Caterina le faremo presenti alla nostra relatrice. Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Grazie Marina, aggiungo solo una piccola cosa, ho messo in chat proprio il nome della pagina Facebook, Innovation Lab Conegliano, così potete andare a cercarla e quindi seguirla più comodamente. Sì, e Caterina ha messo anche online il questionario di gradimento che vi chiediamo di compilare prima della fine di questa serata, perché ci serve per rapportarci poi con la Regione e con la VEP per quanto riguarda la rendicontazione di questi seminari che stiamo facendo. Grazie ancora a tutti. Bene. Grazie. Ecco, grazie per l'introduzione, grazie per essere tornate appunto anche per questo secondo incontro in programma appunto stasera da adesso fino alle 8. Per quanto riguarda le domande, adesso visto che insomma per il momento siamo anche poche, ovviamente la chat è sempre valida, però interrompete, nel senso che se c'è qualcosa di urgente, cioè alzate la manina e andate, accendete poi c'è appunto Caterina che fa da stupenda moderatrice, quindi lei saprà interrompere o dare anche direttamente una risposta, però cerchiamo insomma se ci sono degli inghippi magari di chiarirli subito, che così siamo molto più pronte e preparate per andare avanti. Allora, io andrei ok, vediamo se lo vuole o meno, perché qui mi dice benissimo. Allora, velocissimamente, credo che siamo tutte, ci siamo già viste la volta scorsa, quindi saltiamo direttamente anche la presentazione e questa slide. Ho preparato 4 slide di velocissimo riassunto, che così ci rimettiamo sulla traiettoria di quello che abbiamo visto la volta scorsa. Quindi noi stasera parliamo di copywriting. Copywriting è ovviamente il primo strumento che abbiamo per essere efficaci online, sui social, sulle piattaforme varie che abbiamo a disposizione, ivi compreso anche i blog. E cos'è questo copywriting? L'avevamo visto, è l'attività di scrivere testi pubblicitari, così è nato nell'ambito del più ampio settore del marketing, quindi ci muoviamo all'intorno del marketing. L'obiettivo qual è? Di attirare e catturare l'attenzione del target di riferimento, quindi noi dobbiamo andare a suscitare dell'interesse presso il nostro target, così da ottenere una vendita o generare lead. Generare lead, abbiamo visto, è generare un contatto, generare una qualche reazione, qualche interesse dall'altra parte, oppure poi se abbiamo come obiettivo appunto di vendere, di convertire la nostra azione in un'azione di vendita, dove poi effettivamente i nostri follower schiacciano un bottoncino, vanno a completare
l'azione su un sito di e-commerce piuttosto che sul marketplace di Facebook. Chi si occupa appunto di queste cose qua si chiama copywriter. Noi tutti però abbiamo magari anche delle esigenze così, non siamo effettivamente, non vogliamo diventare copywriter, però lo siamo un po' tutte. Lo siamo un po' tutte perché alla fine quando dobbiamo scrivere testi, quando scriviamo testi noi sottostiamo appunto a questi obiettivi, quindi dobbiamo attirare e catturare l'attenzione del nostro target di riferimento. Questo veramente è il fine ultimo del nostro copy, perché se non veniamo letti, cioè la soddisfazione non c'è. Oggi come oggi il consumo di contenuti è profondamente cambiato, quindi gli utenti sono molto molto informati, non è che aspettano solo i nostri contenuti, ma ne hanno a disposizione un'infinità, di piattaforme, quindi loro possono veramente muoversi liberamente e cercare i loro contenuti, non sono più costretti ad aspettare che qualcuno scriva. E qui stiamo entrando in un altro tema che è quel overflow di informazioni che sono anche troppe, ne soffriamo un po' tutti, ecco. I consumatori di contenuti sono molto più consapevoli di quello che vogliono, quindi vanno a cercare, fanno delle ricerche puntualissime che rispondono alle loro esigenze, ai loro interessi. E un'altra cosa, sono sempre più diffidenti nei confronti di chi propone loro nuovi prodotti. Quindi quando si tratta anche lì di, siamo nell'ambito sempre della vendita in questo caso, non sono più le aziende, no, che devono proporre tanti prodotti, ma c'è sempre questo nostro consumatore di contenuti o consumatrice di contenuti che cerca informazioni sui prodotti, dove vuole, in che modo vuole, quando vuole, e quindi sappiamo che il rapporto che c'è è molto più libero, è molto più dinamico, molto più fluido e il nostro compito, e l'abbiamo visto, è attirare la loro attenzione. Ok. Un altro nostro obiettivo, e questo è quello finale, è creare relazioni di valore, catturare l'attenzione, ma poi creare quella relazione che fa sì che questo nostro lettore o visitatore diventi effettivamente qualcuno di interessato, che si avvicina a noi, che si avvicina ai nostri copy, che si avvicina a ciò che produciamo in termini di contenuto. Quindi creiamo relazioni di valore, non solo relazioni di valore che possono portare appunto dopo a una crescita di follower o del business, se stiamo parlando di un profilo business. La relazione sta al centro, la relazione di valore che è basata su contenuti di valore. Qua anche la signora l'abbiamo già vista, non si può conquistare il cuore del cliente o di chi ci legge se non abbiamo noi in primis un cuore. Questo vuol dire che abbiamo definito ben bene chi siamo, cosa facciamo, in che modo lo facciamo e per chi lo facciamo, perché altrimenti se non abbiamo definito bene tutti questi punti, il messaggio dall'altra parte non potrà essere decifrato con facilità. Risultiamo una margherita in un campo di margherite, e quindi questo è un po' questa immagine che abbiamo già visto la volta scorsa. Non ci distinguiamo, i nostri contenuti, i nostri copy sono quelli di tutti, diciamo tutti la stessa cosa, cerchiamo tutti bene o male, insomma tutti tanti di tappare buchi, di non lasciare buchi nel calendario editoriale, invece di creare veramente dei contenuti interessanti, utili per il nostro target, e quindi di catturare l'attenzione, quindi di conquistarlo e quindi di portarlo dentro in questa nostra relazione.
abbiamo visto che per fare ciò, per essere interessante e non riempire il calendario, abbiamo bisogno della mappa dei contenuti, perché in primis dobbiamo cercare di definire bene, quando abbiamo definito le prime 4 domandine che abbiamo visto insieme, chi siamo, cosa facciamo, per chi lo facciamo e come lo facciamo. Quando abbiamo definito questo, quindi abbiamo definito di cosa andremo, cioè chi siamo noi, cosa vogliamo noi veramente, andiamo a definire con la mappa dei contenuti quali contenuti andiamo a trattare quando noi scriviamo. E quindi abbiamo visto questo esempio di una mappa concettuale di contenuti, che era la prima mappa che ho fatto insieme alle mie socie per la mia prima azienda. Siamo partiti da un nucleo, che in questo caso era Venezia, e abbiamo fatto il cosiddetto breakdown, quindi abbiamo fatto una lista di tutti gli argomenti che potevano essere trattati all'interno del nostro calendario editoriale. Quindi qui da Venezia si partiva dal nucleo forte di Venezia, parlavamo di design, di lifestyle, di esperienze locali, di vivere di sperimentare Venezia come un locale, della cultura ovviamente, degli eventi, del food, eccetera. Quindi una volta che noi avevamo chiaro questa lista di contenuti, per noi era molto più facile poi, partendo da ogni singolo, se parliamo di persone veneziane, attribuire poi a ogni singola voce della nostra mappa dei contenuti poi effettivamente dei post e quindi dei copy. Perché se io parlo di persone, ok, definisco ovviamente il tone of voice, come devo rapportarmi con i nostri lettori, cioè come parlo ai nostri lettori, che registro tiro fuori. È un registro formale o è un registro molto disinvolto, molto sportivo? Queste non sono più, io devo in primis definire qual è il nucleo di contenuto che voglio trattare. Poi tutte le altre cose, e le vedremo adesso in seguito, si definiscono quasi automaticamente, ovviamente sapendo un po' di tecnica, però si definiscono e soprattutto non lasciamo buchi. Ok, abbiamo visto anche il social media funnel, perché noi dobbiamo, se scriviamo per i social, dobbiamo sapere come funzionano, come funziona il funnel, quindi il nostro approccio e per essere efficaci, quale deve essere? La prima cosa che dobbiamo fare è raggiungere e coinvolgere i nostri lettori. Il secondo step è coltivare e alimentare la relazione quando sono entrati nei nostri profili o quando ci leggono, e solo alla fine possono essere conquistati e trasformati in eventualmente clienti o qualcuno che effettivamente resta dentro nella nostra community e dà il suo contributo effettivo. Noi non possiamo partire quando iniziamo a scrivere sui social dall'ultimo, cioè non si conquista subito, è un processo lungo basato anche sulla fiducia e soprattutto sulla fiducia, basato sul fatto che il lettore piano piano, o la lettrice, piano piano iniziano a stimarci, iniziano a riconoscerci. Ed è solo dopo, quando noi man mano alimentiamo questa piccola scintilla, la alimentiamo e la coltiviamo, e abbiamo visto anche la volta scorsa, abbiamo detto, è come una piantina piccolina che noi annaffiamo, e solo dopo questi lettori e lettrici possono effettivamente essere conquistati da noi, ok? Quindi è un lavoro che si fa piano piano, un passetto alla volta, con costanza, con fermezza,
con decisione, ma piano piano. Non succede da oggi a domani. Noi abbiamo tanti clienti anche che ci dicono fammi vendere sui social. Noi non abbiamo la bacchetta magica magari, quindi noi iniziamo dalla relazione, noi iniziamo dal raggiungerli, e questo si può fare con certe tecniche, ma alla base c'è sempre il contenuto, alla base c'è sempre un copy, alla base c'è sempre un contenuto visivo, che può essere un video, una foto, un reel, una storia, che suscitano interesse, ok? Noi, questo è una... Io che non amo proprio la matematica e tutti i numeri, quando ho visto l'immagine è molto rappresentativa, e poi c'è anche Facebook in mezzo, questo vuole rappresentare, io l'ho trovato digitando algoritmo Facebook, vuole rappresentare l'algoritmo. Allora, noi abbiamo detto che cos'è che dobbiamo fare? Creare una relazione, ok? Siamo tutti esseri sociali e socievoli, dobbiamo creare quindi una relazione, sappiamo bene o male come fare, nel senso ciao, suscitiamo interesse, buongiorno, salutiamo e iniziamo a raccontare. Dobbiamo però fare, quando agiamo sui social, i conti con questa bestiolina che si chiama algoritmo. Quindi sapere come funziona l'algoritmo, questo è Facebook, ma ce l'ha anche Instagram, ce l'ha anche TikTok, ce l'ha LinkedIn. Sapere che c'è e sapere come funziona. Allora, non illudiamoci, nessuno sa come funziona, tranne il signor Zuckerberg e alcuni pochi dei suoi fidatissimi. Noi non sappiamo come funziona in dettaglio, ma studiandolo e vedendo gli effetti che hanno i nostri post, noi possiamo fare delle deduzioni. Quindi oggi questa slide qui in particolare, quella successiva, cercano di dare così uno sguardo dietro le quinte di questo mostriciattolo che si muove dietro a queste piattaforme, e che quindi noi in qualche modo quando scriviamo dobbiamo farcelo alleato. Noi dobbiamo far sì che l'algoritmo sia un alleato per noi. Noi non possiamo batterlo, non ce la faremo. Noi possiamo iniziare a capire piano piano dalle reazioni che suscitano i nostri post, ok? Da like, più like, meno like. Come mai questo post non funziona? Perché questo post ha più like, questo post non ha assolutamente suscitato interesse. Cosa sta dietro? Ok? Quindi da queste piccole domandine che ci possiamo fare, noi possiamo conoscerle un po' meglio. Noi possiamo conoscere l'algoritmo un pochino meglio e dire, ok, se quella volta hai reagito così, se io continuo su questa scia, forse riesco a muovere un po' di cose. Allora, intanto andiamo a vedere cos'è. L'algoritmo EdgeRank si chiama nella famiglia di Zuckerberg, quindi abbiamo TikTok, Instagram e Facebook che hanno questo si chiama EdgeRank. È il termine, con il termine algoritmo social si intendono una serie di regole matematiche, che certamente oggi non andiamo a vedere, io sarei la persona più sbagliata, applicate alle reti di social network, e queste regole matematiche sono in grado di mostrare al pubblico dei risultati in base a determinate azioni. Allora, a tutte noi è successo, se noi digitiamo vacanze in Alto Adige, ok? Cosa succede? Vediamo solo vacanze in Alto Adige. Ci propongono nelle nostre top news gli Airbnb, poi ci provano con i bed and breakfast, poi ci provano con gli agriturismo, poi ci provano con gli alberghi. Cioè, questo è quello
che alla base, fondamentalmente, no, di questo algoritmo, lui parte dal presupposto: se tu ti comporti in un certo modo e cerchi certe cose sulle piattaforme social, io continuo a proporti quelle certe cose perché tu mi hai mostrato che ti interessa. Ok? Altra cosa, qual è allo stesso modo, se io pubblico delle cose, io copywriter e content creator, se io pubblico certe cose, ok? L'algoritmo continuerà, se io mi interesso molto ai video, l'algoritmo e pubblico tanti video, l'algoritmo limiterà i post che contengono foto e inizierà a farmi vedere un sacco di video. Se io sono molto molto attiva sui Reels in Instagram, lui continuerà ad alimentare il mio interesse per i Reels. È uno scambio che facciamo noi utenti con il nostro amico algoritmo. L'obiettivo qual è? Cioè, vabbè, io ve l'ho formulato qua così, la versione grezza e amatoriale della risposta relativa agli obiettivi ancestrali dell'algoritmo social è quello di monetizzare. Perché? Perché se approfondiamo, il suo obiettivo è di mantenervi il più a lungo possibile sulla piattaforma, ok? Questo dobbiamo sempre tenercelo presente, questa cosa qua, perché ovviamente più voi state lì, più gli inserzionisti hanno la possibilità di beccarvi lì. Scusate, sono molto, molto diretta su queste cose qua. Più tempo spendete sulla piattaforma, più gli inserzionisti che effettivamente pagano e sponsorizzano hanno la possibilità che voi siete in target con le loro sponsorizzate e quindi vanno avanti a sponsorizzare. Ok? Allora, ci sono, e questa è una slide cruciale proprio, ci sono dei fattori che regolano la visibilità. Facebook ne usa 100.000, cioè ci sono proprio 100.000 fattori che ovviamente non sono conosciuti, però ci sono questi 3 che sono nati all'inizio e che fanno tuttora parte dell'algoritmo e quindi questi sono proprio alla base. Allora c'è il peso, quindi io qua ve l'ho anche semplificato il peso. Uno è il peso e questo parla di formati e interazioni, ok? Proviamo a vedere. Tra i vari post pubblicati non tutti hanno lo stesso peso, weight si chiama questo, cioè la stessa valenza dal punto di vista dimensionale. Allora, semplice, un post formato da sole parole, quando voi parlate, scrivete un post lungo così, solo copy, ok? Ha una valenza minore, ha un peso minore rispetto a uno che contiene un link, una fotografia o addirittura un video, ok? Quindi il video vale di più, ha il maggiore peso. Poi va giù con solo una fotografia, un'infografica, anche quella non vale molto. Il peggiore, diciamo, quello che purtroppo ha meno peso, è quello lungo di formato di sole parole. Secondo è l'affinità di interesse. È il parametro attraverso il quale si calcola l'interazione tra 2 utenti, io e Caterina Cunafo, ok? L'algoritmo assegna un valore ad ogni interazione che avviene tra noi 2, ok? Lui lo rileva, dice, Elisabeth e Caterina continuano a commentare, a dare like, a reagire, e quindi queste 2, ok, è bene
dice l'algoritmo che io faccia vedere, visto che sono interessate l'una all'altra e ai contenuti l'una ai contenuti dell'altra, io continui a far vedere i post di Caterina a Elisabeth nelle notizie più popolari. Voi quando la mattina aprite Facebook vi butta fuori dei contenuti, voi vedete sulle notizie più popolari, lì lo vedete dei post. Non è a caso, è l'algoritmo che decide sulla base delle azioni che voi fate, lui decide che cosa farvi vedere. Quindi anche lì affinità di interesse tra utenti, post di Caterina, il Corriere della Sera, il meteo, non so, il segno dei gemelli stamattina si è svegliato con l'umore storto, cioè queste cose non sono a caso ma vengono decise dall'algoritmo. Okay? E poi un'altra cosa, la time decacy. Quello è il tempo di decadimento perché i contenuti sui social decadono, invecchiano nel giro di un paio di minuti, perché lì diciamo che lo sappiamo, è molto molto veloce il tutto, quindi questo parametro calcola il tempo trascorso dalla pubblicazione del post, ok? Dal momento in cui voi lo pubblicate, l'algoritmo tiene conto del valore del post che diminuisce man mano che invecchiano le interazioni relative ad esso. Se voi non avete nel giro di un paio di minuti 1, 2, 3 like, immaginatevi dei cerchi, un piccolo cerchio, ok? E l'algoritmo dice, vi faccio vedere a questo piccolo cerchio che è basato sulle affinità di interesse, ok? Caterina perché mi vede sempre, vede il mio post. Caterina è occupata perché sta lavorando, non riesce a darmi il like. Niente, non succede niente. C'è mia mamma, mia zia, mia cugina sono online in quel momento, ok? Danno tutte e tre nello stesso momento, scattano i like, mia cugina commenta sotto, ma che bella foto, mi ricordo dove che c'è. Bene. L'algoritmo dice, questo è interessante, allarga il cerchio, ok? Allarga e dice, ma lo faccio vedere anche a un secondo cerchio. Se anche quel secondo cerchio inizia a reagire, okay, allora allarga ancora. E man mano prende il via, il post e quindi allarga il suo raggio d'azione. Sapendo questa cosa, sapendo come funziona appunto questi sistemi, poi ci sono i trend del momento, io ve li ho scritti qua sotto perché non siamo tanto sicuri sui trend del momento perché ogni tanto funziona, ogni tanto non funziona. Se tutti scrivono del G20, ok? Anche basta, però se voi trovate un qualcosa da legare al G20 oggi di interessante, che può essere interessante per i vostri lettori, allora forse entrate nella affinità di interessi, ok? Avete usato anche un bellissimo format e fate e beccate proprio le persone che appunto si interessano all'argomento, avete anche la possibilità di diventare virale con questa azione. Okay? E poi ci sono i tag di cui parlavamo prima anche con Caterina, tag e mention, quando voi riuscite a taggare le persone, io voglio parlare nel mio post, ringraziare, non so, T2I e il comune di Conegliano, la dottoressa Zambon, perché mi ha dato un'opportunità appunto di partecipare a questo percorso. Riesco a taggarli, questo dà molta forza ai nostri post. Ci sono alcune cose che poi adesso andiamo a vedere concretamente quando guardiamo proprio i post e i copy. Ci sono diciamo questi 5 punti che ci possono essere, soprattutto i primi 3 possono esserci molto molto utili. Caterina, tu avevi
avevi bisogno perché ti ho visto un attimo in video? No, semplicemente tu mi hai portato come esempio, ma volevo assicurarmi che non mi avessi chiesto qualcosa da fare di interazione. Tutto lì. No, era come esempio appunto di Certo. No, scambio infatti. post. Se io guardo i tuoi, tu guardi i miei, lui decide automaticamente che noi due abbiamo un'affinità di interesse, quindi io la mattina i tuoi post per un po', finché continuo ad alimentare, quindi a dare qua il peso, a dare ce lui mi farà vedere i tuoi post. Quindi dipende molto molto da noi che cosa l'algoritmo, cioè lo possiamo pilotare in questo senso. Possiamo decidere molto anche noi che cosa ci fa vedere a partire dalle nostre azioni. Ok? Allora. Tengo chiuso il video anche per non prendere banda, tutto lì. Certo, Però, no, pensavo che tu avessi bisogno magari che c'era qualcosa in chat. Okay. Se hai bisogno di interagire, di chiedermi, se devo fare qualcosa, volentieri. Perfetto. Tutto a posto, grazie mille. Allora, ovviamente, no, per essere efficaci e scrivere bene e sulla base di ciò che appunto abbiamo appena preso per quanto riguarda le azioni e reazioni del nostro caro algoritmo, ok? Noi allora dobbiamo fare una cosa. Prima di scrivere dobbiamo definire il nostro fan ideale. Sapete che i nostri fan sono i nostri follower, quelli che ci amano, ci adorano, ci leggono e ci seguono, ok? Allora, Alex Bulla qua ha fatto un bellissimo grafico che io vi ho lasciato in riferimento, quindi tranquille, ma io l'ho trovato veramente molto molto efficace. Chi è il tuo fan ideale? Quindi definiamo, come abbiamo definito chi siamo noi, per poter definire meglio i nostri contenuti, chi siamo noi per poter definire meglio il nostro messaggio, noi dobbiamo anche definire dall'altra parte chi vogliamo che ci legga, chi è il mio fan ideale, chi voglio che mi segua, chi è il mio, quello che noi nel marketing chiamiamo il target, chi è, chi voglio che mi legga, non mi interessa che mi leggano tutti, io voglio quella tipologia di follower che mi legga e allora potrò essere, quando l'ho definito, potrò essere efficace, potrò essere più efficace una volta definito. Quindi fondamentalmente devo definire 3 cose inerenti al mio fan, che è la demografia, quindi l'età, il sesso, il lavoro, dove abita, non so quante macchine ha, non lo so, fa viaggi, si interessa alla geografia, cioè qualunque cosa là, ok? Quindi dall'altra parte, secondo giro, vedo una chat, qua ci sarà Caterina che monitorerà forse, la psicografia, quindi i problemi, gli obiettivi, cosa cerca, le obiezioni, che cosa lì andiamo dentro proprio nell'ambito, nella sfera di che cos'è quel motore, quella benzina, no? Che lo spinge a cercare online, che lo spinge a cercare e a leggere certi contenuti piuttosto che altri, cioè perché noi non leggiamo tutti la stessa cosa, ok? Quindi probabilmente ha degli obiettivi. Adesso io non voglio entrare nella discussione Vax, no Vax, lo vediamo come funziona. No Vax, binario, Vax, magari un pochino meno fissati su uno, però più o meno è quella la direzione. Quindi anche qua i problemi, quali sono gli obiettivi? Quali sono? Che cosa sta cercando? Ok? E poi dall'altra parte che cosa segue? Che cos'altro segue? Quali sono
i miei concorrenti, per dirla nell'ambito del business, che lui segue, che cosa gli interessa a questo mio fan ideale, che cosa potrebbe seguire, che cosa gli potrebbe piacere, sulla base ovviamente dei suoi obiettivi, delle sue obiezioni, di come si comporta, di come lo vediamo. E questa analisi va assolutamente fatta prima, insieme a tutto quello che abbiamo visto, prima di iniziare a scrivere, ok? Perché è allora che noi abbiamo in mano ciò di cui vogliamo scrivere, ok? Ma sappiamo anche per chi scriviamo. Sappiamo anche che non buttiamo fuori un contenuto, anche perché l'algoritmo è molto preciso, lui veicola, lui pilota i contenuti. Affinità di interesse, l'abbiamo visto, ok? Affinità, l'interesse del mio fan è Novax, ok? Tac, che vanno e quindi viene incanalato il contenuto, ok? Quindi facciamo prima di scrivere un bel respiro e solo dopo partiamo. Analisi e solo dopo partiamo. Ok. Altro arcano da svelare prima di scrivere, ma qua stiamo già entrando nella tecnica proprio di scrittura e di copywriting, il cyberlettore e la cyberlettrice, cioè come ci si comporta. Abbiamo visto come si comporta il nostro amico algoritmo, come si potrebbe comportare il nostro fan ideale, ma cosa succede effettivamente quando noi andiamo a leggere sul web? Quando apriamo un profilo social, no? Apriamo la mattina Facebook, siamo in tram, siamo in bus, siamo anche in macchina, attenzione, leggiamo, no? Tiriamo. Noi online non leggiamo, cioè noi leggiamo il meno possibile, ma proprio cioè corto, no? Quando ci dicevano all'inizio, quando era nato Instagram, ci dicevano su Instagram fate post corti, solo 5, 6, 10 parole al massimo. Okay, questa era una delle regole all'inizio di Instagram. Non era proprio sbagliata, perché aveva colto che sul web si legge il meno possibile. Si cercano dei contenuti puntuali che all'inizio è molto superficiale. Ricordatevi il funnel, no? Il funnel cosa dice? Il funnel dice aggancia, il funnel dice cattura l'attenzione, ok? Vai a caccia, noi utenti, lettori, lettrici, andiamo a caccia di contenuti proprio in superficie che magari ci catturano l'attenzione. Abbiamo visto, non so, una parola, un'espressione, un qualcosa che tac, ci prende, e allora là siamo disposti a fermarci un attimo, non tanto un attimo. Cosa facciamo a partire da quell'amo, da quel gancio? Noi iniziamo a scorrere il testo che si presenta in quel post, il testo che si presenta in quel blog, il testo anche generalmente si comincia sulla online, si comincia a scorrere velocemente e si cerca di andare giù verso la fine del testo e capire, no, quanto tempo ci vuole. Avete visto che ultimamente, soprattutto le testate giornalistiche, vi scrivo il Sole 24 Ore, tempo di lettura 55 secondi, tempo di lettura 2 minuti, tempo di lettura 7 minuti, ok? Così ci mettono già, sulla base di questa scoperta, ci mettono già nell'ottica: li hai i 7 minuti? Sì, no, ok, allora non li ho, so che non li ho, allora decido di salvarmelo perché mi ha catturato l'attenzione, decido di salvarmelo, oppure dico, faccio
tolgo qualcos'altro, mi concentro, ho bisogno di 7 minuti perché voglio fare la mia ricerca. Ok? Quindi si scorre velocemente e si cerca di arrivare alla fine di capire, ma effettivamente da questo momento di scintilla, che cosa c'è? Cosa c'è dentro? Si fa un percorso e dei collegamenti dall'alto verso il giù. Si inizia con un elemento in alto e si passa ad andare giù per il testo, e quindi sul web si legge a salti. Non vengono lette frasi intere. Per quello anche la punteggiatura sul web, quando scrivete, ogni tanto uno dice ma una virgola, un punto, un qualcosa. No, perché non sottostà alle regole, la scrittura, alle regole di come abbiamo imparato a scuola, mettere il punto alla fine di una frase oppure la virgola quando abbiamo bisogno di un periodo. No. Qui sottostiamo a questo fatto che abbiamo pochissimo tempo, non abbiamo voglia, perché il nostro cervello è molto molto pigro, non abbiamo voglia di leggere, di approfondire, leggiamo a salti e sento proprio sì, appunto, facendo come è un saltare da una parola all'altra, che non è da una frase all'altra, ok? Mentre stiamo facendo sti salti, stiamo cercando di definire nella nostra mente se il contenuto merita di essere letto o no, o meno. Cioè proprio saltellando diciamo ok, parola 1, ok, andata, mi interessa, parola 2 mi interessa, parola 3 mi interessa, ah però non è male, e continuo a scendere. L'occhio, c'è un movimento che hanno rilevato, titolo, sottotitolo, parole in rilievo, quelli aiutano tantissimo. Titolo, se voi scrivete un blog per esempio, il titolo, il sottotitolo e poi le parole sulla base dei salti, le parole in rilievo, per esempio in grassetto, oppure per quanto riguarda noi non possiamo scrivere in grassetto se non mettendo o come si chiama, in inclinato, oddio, mi manca la parola. In corsivo, sì, scusate, in corsivo, se non mettiamo il corsivo si può fare tra virgolette, oblique. All'inizio scrivete la parola virgolette oblique, alla fine allora dovrebbe, se il vostro computer funziona si può fare, anche su WhatsApp si può fare, insomma un po' di cose lo lascia fare, però questo è un linguaggio da programmatore. Questo non è il solito che ci permette di fare Facebook o Instagram. Allora, lì cosa facciamo? In quel caso ci possono dare una mano gli hashtag. Se scriviamo su LinkedIn, per esempio, mettiamo un bel hashtagino che diventa blu, ok? E quindi dall'inizio magari citiamo il T2I, o il comune di Conegliano e scriviamo il nostro testo molto interessante, il percorso del comune di Conegliano. Ok, allora io sono anch'io del comune di Conegliano, mi interessa cos'è che scrivono? Boh, comune di Conegliano, sotto scriviamo il programma, digitiamo, digitiamo, mettiamo che questo digitiamo a una pagina, digitiamo, io salto direttamente da comune di Conegliano, digitiamo percorso formazione, ok? Percorso digitale, hashtag. Quindi io lì non ho la possibilità di scrivere in grassetto, ma posso con questi piccoli trucchetti creare i punti di appoggio, i punti di atterraggio del mio occhio e della mia mente. Quindi lungo il testo continuerò a seminare punti di appoggio, ok? Che mi guida giù, che tiene alto l'interesse, che tiene alto la frequenza della mia mente che
sta decidendo leggo, non leggo, vado avanti, non vado avanti, perché sono stanca, non ho voglia, ho già letto tante cose, no, ma c'è sempre qualcosa, ok? Quindi create, immaginiamoci un lago e in mezzo ci sono dei sassi che sono seminati, quindi io posso saltare da un sasso all'altro e arrivo dall'altra parte in riva, in sicurezza, e ho percorso tutto il lago, tutto in lungo. Quindi create questi sassolini d'appoggio dove io appunto posso atterrare. Ok? Altra cosa molto interessante per quanto riguarda il nostro cyberlettore o la cyberlettrice, se non creiamo questi elementi di appoggio, okay, come può essere il tag, l'hashtag o appunto la menzione nei nostri post, se non ci sono questi elementi, se abbiamo un testo compatto e uniforme, magari anche giustificato così, ok? Il lettore procede a F. Cosa vuol dire? Legge per esteso solo, questo è il sunto proprio di tutto questo, legge per esteso solo la prima riga, una, ok? E poi sempre meno nelle successive, quindi in qualche modo forma una F. Il tipo di lettura, di movimento mentale e degli occhi è a F, ok? Lui fa la prima riga, ok, la seconda, la terza, la quarta e finisce. E dice no, non mi interessa, la mente ha deciso. E questo è un percorso a F che poi fa sì che abbandoni il testo. Noi dobbiamo cercare di creare una E, ok? Di modo che leggendo la prima, poi magari diminuisce anche un pochino, ma lui continua a seguirci, ok? È una specie di E, e poi arriva comunque alla fine e ci grazia anche dell'attenzione dell'ultima riga e dice oh, sono arrivato in fondo, e ha letto anche le conclusioni. Adesso andiamo a vedere. Questo è un lettore attento, che arriva fino alla fine, legge anche l'ultima riga. Se andiamo a vedere, quando andiamo a vedere la struttura, come possiamo fare quando scriviamo per combattere e andare un po' contro questa F, sapendolo. Ci sono delle tecniche che ci aiutano a impedire al nostro caro cyberlettore di mettere in atto questa F che non ci piace per niente. Quindi in ogni caso, adesso sapendo questa cosa, noi abbiamo bisogno nei nostri testi, nei nostri post, di una struttura efficace e rigorosa, perché altrimenti non lo portiamo in fondo ai nostri testi. Come facciamo a creare una relazione? Come facciamo a fargli capire chi siamo, cosa facciamo, perché lo facciamo, quali sono i nostri valori, come lavoriamo bene, quali sono le nostre opinioni? Come facciamo a motivare o a mettere in pista, argomentare, se noi sappiamo che ci abbandona dopo la prima riga, ok? No, c'è una tecnica che appunto, cioè noi dobbiamo mettere in atto una struttura efficace e molto molto rigorosa. Qual è? Gli elementi base per un testo che funziona, ok? Sono fondamentalmente 3 e funzionano su ogni piattaforma online, i blog, i post, ma anche testi in generale che sono destinati a essere online, a essere letti online. Vi faccio un esempio molto banale. Gli agriturismi, noi ci occupiamo di appunto comunicazione prevalentemente per il settore del turismo. In Alto Adige ci sono per gli agriturismi devono creare, i gestori devono creare una specie di
indice, il libricino dove raccolgono tutte le informazioni rispetto al loro maso, la storia del maso, quante mucche hanno, le attività, il territorio, quante mele producono, insomma tutte le informazioni rispetto al maso e al territorio. Adesso stanno per introdurre, e questa era una cosa, un librone, di solito una cosa così, con una trentina di pagine, ok? Poi se lo fai in 3 lingue, immaginiamoci, c'è anche, a parte lo spreco che è inaudito, che io non sono per niente d'accordo, però insomma così, andava fatto. Adesso questo librone dovrebbe essere messo online, accessibile tramite un QR code. Ok? Quindi cosa hanno fatto? In tanti hanno proposto di fare nient'altro che creare un PDF, metterlo online, renderlo accessibile tramite un QR code. Voi vi potete immaginare l'efficacia di un documento presentato in questo modo, cioè l'efficacia è praticamente zero, perché non arriveranno neanche alla prima riga, forse alla seconda, lì non ci salvano i titoli e i sottotitoli. Cioè il testo che andranno a proporre deve essere completamente rivisitato e deve essere scritto sulla base di questi elementi qua, che sono fondamentalmente 3. Ok? Quindi ritmo, quindi una struttura abbastanza serrata, concisione, allora concisione, lunghezza. Sulla lunghezza c'è da dire una cosa: lunghezza non vuol dire per forza che testi lunghi non funzionano. Dipende tutto dall'analisi che abbiamo fatto del nostro fan ideale. Chi è, come si comporta, cosa cerca, cosa vuole leggere e approfondire, se è disposto ad approfondire. Ok? Dopo andiamo a vedere degli esempi concreti. Non vuol dire che se io mi trovo davanti a un fan che ha qui magari un problema da risolvere, oppure si interessa moltissimo ai miei temi, e lui è disposto a stare lì, lui è disposto a leggere dei contenuti anche abbastanza lunghi, ok? Quindi, ma concisione vuol dire non perderci, non disperdere la nostra attenzione, saltare da un argomento all'altro. Ecco perché ci serviva la mappa dei contenuti. Concentriamoci su un contenuto, concentriamoci su un argomento, siamo concisi lì, ok? Non diciamo poi cose superflue, ma diciamo quello che serve, perché ricordiamoci, cioè, anche se ha la buona volontà e sta là con noi, non stressiamogli la vita, perché il tempo è sempre comunque molto poco. E poi la semplicità del linguaggio. No, non scriviamo come Kafka. Scriviamo frasi brevi, come funziona l'occhio e la mente, frasi brevi, punti di appoggio, semplici. È la cosa più difficile, anche io ho tantissimi contatti con delle giornaliste veramente bravissime che scrivono per delle testate come AD, come Dove, come Traveler, che dicono la cosa più difficile è stata per loro abbandonare per il web il loro modo di scrivere che hanno offline. Quindi se una giornalista bravissima ha un linguaggio, un certo tipo di scrittura, la penna, no? La firma, su una testata, ed è molto apprezzata, non vuol dire che funzioni online, perché sottostà ad altre regole. E quindi certi giri di parole, certi giri di frasi, certi incastri online non funzionano. Quindi linguaggio semplice. Ok? Io ho trovato questa bellissima frase, la modalità. Quindi, allora, come dobbiamo fare per creare un copy
efficace? Vuol dire usare le tecniche della scrittura persuasiva, quindi la scrittura che ci convince, la scrittura che argomenta bene, a carattere informativo, quindi dobbiamo dare delle informazioni, non lo facciamo per parlarci addosso, per dire noi siamo i più bravi. Vi ricordate la volta scorsa il paradigma che è cambiato? È cambiato la modalità proprio di non urlare addosso alle persone che noi siamo bravi, ma di coinvolgere le persone, di portarle dentro nel nostro universo valoriale. Ok? Quindi informativo, carattere informativo, utile, con la stessa semplicità e schiettezza di una chiacchierata tra amici di vecchia data. Eccoci qua. Quindi anche con gli amici di vecchia data, noi non stiamo lì a far vedere, a fare giri di parole, a far vedere quanto siamo bravi, no. Siamo lì, è uno scambio semplice, è uno scambio veramente schietto. E questa è una cosa che paga sempre anche nel web. Anche l'algoritmo, quando noi usiamo un linguaggio chiaro, schietto, senza grandi giri di parole, benissimo, lo promuove, ci promuove e ci premia. Ok? Quindi qua sotto un'altra estensione, parlare alle persone del vostro universo valoriale, quindi quando voi scrivete parlate di voi, parlate del vostro universo valoriale, vostro, ma anche molto personale, oppure della vostra azienda, del vostro modo di fare le cose. Eccoci qua come fai le cose, come le facciamo per il bene della comunità. Anche questo è molto molto importante. Cioè cosa provochiamo noi con questa nostra azione, con la nostra anche opinione, che cosa possiamo muovere, cosa possiamo portare avanti, cosa ci sta a cuore, e rispondiamo soprattutto alle esigenze dei nostri fan, perché altrimenti non siamo utili e il carattere informativo che abbiamo visto qui sopra viene completamente a mancare. Ok? Allora, i contenuti social, riassumiamo, devono quindi emozionare, perché tu devi avere quella cosa, incuriosire subito, eccoci qua, wow, poggiare su una solida base di fiducia e onestà e porre al centro le persone dall'altra parte dello schermo. Noi non scriviamo per noi, ma scriviamo per loro, lavoriamo per loro, ok? Non parlate dei vostri prodotti, così, tanto per... Sì, anche in certi termini e sapendo come funziona il funnel, e adesso noi lo sappiamo, ok? Non in modo unidirezionale, ma dovete costruire un universo attorno. Se stiamo parlando appunto di aziende, ma anche quando raccontiamo noi stessi, comunque noi parliamo del nostro universo, dei nostri valori, ok? Noi dobbiamo... Questa parola di storytelling non si può più sentire perché ne parlano tutti quanti. Adesso stiamo aspettando l'upgrade e stiamo vedendo come si sviluppa lo storytelling. Adesso è experience telling, cioè si parla solo di esperienze, non più di storia, perché neanche la storia, cioè l'abbiamo già fatto, l'abbiamo già visto, quindi si parla più di esperienze. Comunque alla base sta l'utilità e l'informazione. Date informazioni, siate utili con i vostri testi. Qui vi ho lasciato un paio di indicazioni. Se siamo nell'ambito aziendale, però questo si può anche comunque declinare in testi, in contenuti che riguardano noi. Descrivi con autenticità te stessa e i tuoi valori. Ok? Autenticità.
racconta la tua storia, il dietro le quinte della tua attività, fa vedere cosa c'è dietro le quinte. Questo rientra appunto nello storytelling o nel racconto delle esperienze, invita le persone dietro a far vedere, quindi ecco perché anche, non so, se noi siamo una freelance, un avvocato, quando fanno vedere i nipoti oppure il compleanno della figlia, allora lì suscitano molto più interesse, l'algoritmo lo premia anche perché appunto Facebook per esempio è nato per mettere in contatto le persone e gli amici, quindi è chiaro che lui risponde, è un po' fasullo quando fa così perché ci inganna un pochino, però lui lo fa vedere a più persone perché dice queste persone sono più interessate a questa tipologia di racconto dell'avvocata piuttosto che a quando scrive che va in tribunale a difendere o a discutere una causa X. Ecco. Continuate costantemente perché anche qua la frequenza non è una cosa da trascurare. Se noi lasciamo buchi, l'algoritmo può essere gentile per il primo post che pubblichiamo dopo 3 mesi, ma il secondo non lo fa più vedere a nessuno. Ok? Al primo, dopo 3 mesi dice dai, adesso do il contentino così magari inizi a fare un percorso molto più costante. Però se lì non siete costanti, se lì non mettete in pratica la diversità di contenuti, quindi diversificate tra foto, video, reels, anche post, vabbè se vi viene post solo con il copy, però lui dice cioè fai il tuo lavoro è produrre contenuti perché la gente resti sulla mia piattaforma. Questo è, e lui possa monetizzare. Questo è il giochino dietro, ok? Però premia anche noi, perché premia invisibilità. Premia invisibilità, quindi io per la mia azienda ho visibilità, guadagno in visibilità se ho la costanza, ok? Rispondere alle esigenze specifiche della tua nicchia, anche questo, non parliamo a tutti, definiamo i nostri fan. Non possiamo parlare a tutti, questo è, io non posso parlare, io non faccio il digital analysis, io non faccio il data, le analisi dei data. Ho qualcuno in azienda solo su questa cosa. La nicchia, lui è il data analyst, lui parla alla sua nicchia, io faccio la creatività, parlo di branding, parlo di altro, ma non possiamo parlare, e quindi chi viene a contatto con me vede i miei post, non avrà dei post sull'analisi dei dati, perché non è il mio, io parlo alla nicchia mia, ok? Seguire i progetti della tua azienda, quindi anche là date un seguito. Se iniziate per esempio con la vostra azienda, non so, un percorso di formazione, date il seguito. Stiamo iniziando un percorso di formazione, stiamo lavorando su questi obiettivi, abbiamo, non lo so, avviato una partnership con qualcuno, sta entrando un nuovo elemento in azienda sulla base di questo percorso che abbiamo intrapreso, cioè date un seguito, fate vedere che cosa succede da voi, ok? Dalla A alla Z. Se fate formazione ditelo, perché è una bella cosa. Anche questo, tantissime persone fanno formazione, poi alla fine perché non dirlo? Ma questo può essere un'ispirazione anche per me. Io sono stata contentissima adesso dell'exploit che ha fatto la dottoressa Zambon. Ho detto, ma io avrei già 3-4 argomenti che potrei andare a sbirciare perché sono interessanti. Così anche le vostre lettrici, i vostri lettori dicono, ah, lei è andata, lei è nella mia nicchia, mi ispiro a lei fa questo percorso di formazione, perché non andare a vedere? È bello perché questo è un contenuto molto utile, è utile a chi vi segue. Come ti stai evolvendo tu? Come stai portando avanti tu il tuo business o il tuo personal brand? Cosa stai facendo? Bene, percorso di formazione stupendo, magari mi iscrivo anche. Ok? E
E poi appunto se ci sono nuove competenze, se ci sono nuove esperienze che state facendo, cioè deve essere però tutto tondo. Quando scrivete e raccontate deve essere tondo, deve essere in armonia con la prima analisi che abbiamo fatto: chi siete, cosa fate, per chi lo fate e come lo fate. Deve essere in armonia con i contenuti, la nuvoletta dei contenuti che avete scelto, ok? Se è fuori da quella cosa viene percepito come una nota stonata, ok? Come una cosa, ma perché adesso parla di questo? L'algoritmo, abbiamo visto l'affinità, quindi non sa più a chi deve andare a mostrare quel contenuto. E lui dice: ma perché adesso mi parli di andare sulla Luna? Che cos'hai? Sei arruolata alla NASA? No, tu no, perché ti occupi di agricoltura, probabilmente, no? Stai producendo pomodori. Cosa c'entra? Lui dice: a chi lo mostro questa cosa? Nessuno. E quindi vi giocate la fatica, vi giocate il post, ok? Se lo fate, riconducetelo sempre al vostro core business o al vostro personal brand, riconducetelo, oppure avvisate chi vi legge: oggi è un post fuori programma. Questo è un post che vi ho voglia di condividere con voi, questa esperienza pazzesca, ma è un fuori programma. Dopo, quando ho finito, torniamo di nuovo nel nostro. Ricordiamoci come funziona l'algoritmo. Ok? Allora, la struttura di un copy che funziona. Quanto tempo abbiamo? Perché io mi sono un po' persa, no? Dai. Allora, la struttura com'è? La struttura è a piramide rovesciata. Okay? Di solito, no, i grandi giornalisti cominciano con l'argomentazione, vanno giù, portano in campo un sacco di motivazioni, un sacco di argomenti, vanno giù e solo alla fine vi dicono: benissimo, questa è la conclusione del testo. Noi con i nostri copy dobbiamo iniziare dalla punta. Noi non iniziamo dalla base, noi iniziamo dalla punta. Quando scriviamo, noi diciamo immediatamente di cosa parliamo, subito, perché sulla base di quello che abbiamo visto della non voglia di leggere, del comportamento della nostra cyberlettrice, noi la dobbiamo conquistare immediatamente. Oggi vi parlo di tac. L'argomento della cosa è tac. Cioè, subito catturate l'attenzione, ok? Dall'alto in basso. E poi se decide di leggerci, ci segue fino alla fine. La F, sappiamo com'è, la F viene attuata dalla prima riga, tac, e ci porta giù solo se all'inizio catturiamo le attenzioni. Le attenzioni le catturiamo partendo quasi dalle conclusioni. Quasi. Ok? Quindi testi brevi, l'architettura di un copy fatto bene, testi brevi ma non nel senso letterale della parola, cioè breve non vuol dire 3 parole, ma sono quei testi che suscitano interesse, che portano alla fine, ok? E hanno una nervatura molto solida, hanno un'architettura molto molto precisa. L'incipit deve essere particolarmente ficcante, eccoci qua, nell'esporre subito e in modo accattivante l'argomento di cui si intende parlare. Per questo è utile giocare sull'incipit per sorprendere, divertire o affermare un'argomentazione forte. Se noi iniziamo: ieri sono uscita con, ma ero già stanca e non avevo voglia, no. Allora, se questi sono abituati e ci seguono da mesi
e magari sono un po' depressi e gli piace quel modo, ok? Ma li abbiamo analizzati prima, spero, ok? Io devo catturare l'attenzione. Andiamo a vedere che cosa significa questa cosa qua. Il secondo punto è lo svolgimento. Il filo rigoroso, ok? I punti di appoggio. Questo filo deve essere teso e poi rilasciato, teso e rilasciato, di modo che questi punti di appoggio lui salti da uno all'altro. Punti di appoggio, filo continuo, filo molto preciso che lo accompagna fino alla fine. Ok? Argomentazioni, snodi topici, conclusioni, ma le conclusioni abbiamo il diritto di non aspettare fino alla fine, perché una conclusione a un quarto o a un terzo del testo può far sì che da quel sasso di appoggio lui salti al prossimo e dice: ah, è arrivata a questa conclusione, siamo sicuri, andiamo a vedere se effettivamente, no, come se la cava andando giù, ok? Ho seminato già una conclusione, non devo aspettare fino alla fine, che forse la mente sua decide di abbandonarmi prima, ok? E quindi anche se avete delle conclusioni, potete già metterli nello svolgimento. Non aspettiamo alla fine. E poi la fine, adesso vediamo, nei testi online, nei copy online, è una fase molto importante. Lì si può condurre il lettore ad agire. Lì è quel momento in cui ci confrontiamo con il nostro cyber lettore, la nostra cyber lettrice, e possiamo dire: ascolta, vuoi sapere di più? Davvero ti interessa? Sei arrivata fin qua? Bene, brava. Schiaccia qui il bottoncino, vai sulla home page, sul mio sito, scaricati l'ebook che ho scritto su questo argomento. Ti interessa davvero di questo argomento? Scrivimi nei commenti se hai fatto questa esperienza e in che modo ti ha arricchita. Queste sono quelle frasi che frasi che si chiamano call to action. Quindi è quella io ti chiamo ad agire, io ti chiedo di agire, ti chiedo di, se ti ha fatto piacere, condividi, se l'hai letto bene, se sei d'accordo, condividi o magari metti un tagga 4 persone e cerca di diffondere al massimo questo contenuto. Io l'ho trovato interessante, proviamo a vedere se riusciamo magari a farlo conoscere a più persone possibili. Queste sono le call to action. Quindi alla fine il mio obiettivo è creare quella relazione, essere utile, ok? E da quella relazione far scattare una reazione. Ma reazione perché? Perché abbiamo visto che quando noi condividiamo, quando l'algoritmo ci dice condividi come si dice qua, il peso, no? Condividi un test, condividi questo post, ok? Quello ha un peso molto importante, la condivisione ha il peso più alto. Dopo la condivisione con un peso minore c'è il commento e la semplice reazione di un like, quello ha un peso ancora minore, ma comunque ha il suo peso. Quindi quando io dico condividi per favore alla fine del testo, condividi per favore questo mio blog post, quello ha un peso. Quello fa sì che poi questi post girino anche per affinità, perché prima di condividere un post devo essere assolutamente convinta che quel post sia ok.
che quel post sia in linea con ciò che penso io, perché altrimenti, oppure lo condivido per contestarlo, anche questo è possibile, però quella reazione, quella condivisione ha un peso assolutamente alto, è il peso più alto. Condividi, commenta, per favore mi lasci un commento che riesca a capire meglio che cosa pensi tu, ok? E commenta, oppure mi lascia un semplice mi piace. Un commento non è un cuoricino, un commento non è un emoticon che sorride o che piange o una fiammetta o qualunque cosa, cioè quello non è un commento, quello è semplice, è una reazione e ha un peso anche all'interno dei commenti, ha un peso minore. Ok, quindi adesso andiamo, dopo aver visto questo, ok, la struttura, andiamo a vederci un post efficace, andiamo qua, ok, un post efficace che risponde assolutamente alla struttura come l'abbiamo appena analizzata. Quindi questa è una giornalista, Micaela Faggiani. Lei sì ha un ufficio stampa, insomma, è una che sa fare e una che scrive molto molto bene anche sul web. Questo è vi ho messo qui il link, ve lo potete tranquillamente scaricare poi e andare a cercare altri post suoi. È un post che lei ha scritto in LinkedIn e corrisponde veramente al 100% alla struttura che abbiamo visto prima ed è veramente un capolavoro di post se lo andiamo ad analizzare un attimo. Lei ha ripreso condiviso poi qua sotto, no, l'ha ripreso proprio un blog, il blog del Fatto Quotidiano. Purtroppo l'articolo era su un femminicidio, ma lei in quanto giornalista prende una posizione molto molto forte perché lei contesta in questo post la modalità con la quale è stato trattato nei media e dai media questo evento molto molto triste, e scrive: c'è ancora molto da fare anche nella mia categoria professionale. Incipit. Tu leggi, giornalista, c'è ancora molto da fare anche nella mia categoria professionale. Il gancio qual è? C'è ancora molto da fare. Il cyberlettore si fa una domanda: cosa? E parte con lo svolgimento. È anche per questo che vi rompo, ricordatevi questo scambio schietto tra vecchi amici. Rompo, è una giornalista che dice rompo in un post di LinkedIn, ma cosa fa? Lo mette tra virgolette e mette un emoticon vicino, ok? Si può fare. Cosa fa? C'è ancora molto da fare, aggancia, ok? Rompo, salto atterro sul primo sassolino, mi mette pure l'emoticon che sorride e dico: cosa sta facendo qui sotto? Chi ha seguito la cosa dice: mamma, aspetta un attimo, cosa succede? Quindi l'interesse l'ha suscitato. Mi fa atterrare, mi mette un hashtag sul il cantiere delle donne. È anche per questo che vi rompo con il cantiere delle donne e dedico tempo libero, professione e cuore ad alimentare un gruppo che ha superato ormai 5.100 unità. Quindi mi mette nello svolgimento, prima cosa, un argomento che dice: ma cosa? Ancora continua però ci racconta già, ci dà delle informazioni utili. Cantiere delle donne, ok? Un gruppo che ha superato le 5.000, ma cosa? Cos'è? E ce lo dice assieme alle mie colleghe amministratrici del cantiere e cita le sue colleghe, ok?
Laura, Alessia, Silvia, Antonella, Elisa, ok? Proprio le tagga, quindi esce anche da loro, ok? Attenzione, e a loro viene una notifica che dice la Micaela vi ha citate, occhio. Allora andate a postare, andate o a riprendere, a condividere, oppure andate a commentare. Ecco l'algoritmo felice, ok? E vi dà un peso. Crediamo che serva molta sensibilizzazione, educazione, un cambio di mentalità. Ok? Svolgimento. Cosa? Aiutateci anche voi nel vostro piccolo, uomini e donne e giornalisti. Ok? Quindi andate a vedere, lei continua a scrivere dei testi molto fluidi. Questo non è un testo lungo, questo è un testo medio, adesso non ho contato le parole sinceramente, ma è un testo che vi fa vedere il disappunto che ha per questo articolo qua sotto, per cosa è successo, ciò che fa, la sua azione, i suoi valori. Lei dedica tempo e professione a questo cantiere delle donne, quindi voi avete anche scoperto qualcosa di nuovo, ok? E la call to action, quindi la vostra azione, aiutateci. Quindi fate opinione anche voi, alzate la voce, non accettate quando certi giornalisti, certi media o i giornalisti in generale, i media in generale, danno delle colpe, attribuiscono delle colpe in modo molto facile sempre alle donne. Basta perché non è il caso. Okay? Quindi vi invito veramente a seguirla, lei secondo me è molto brava. Ok. Abbiamo un secondino, torno un attimo da voi e se vi va, interrompo un attimo cosa dite di questo testo che abbiamo appena analizzato? Qualcuna ha voglia di condividere la propria opinione o il merito, fare un'osservazione su questo post? Chi ha piacere può sia scrivere ma anche aprire il microfono. Assolutamente sì. Perfetto. Ecco che c'è un primo commento. Daniela dice incisivo e chiaro. Verissimo. Abbiamo capito perfettamente qual è la sua posizione e cosa ci chiede di fare. Lei ci chiede di prendere posizione anche a noi, cioè è incisivo e chiaro, non ha fatto giri di parole, ha addirittura messo rompo con un emoticon. Carlotta ha alzato la mano, vedi anche tu Caterina? Sì, buonasera a tutti. Sì, mi è sembrato talmente chiaro e perfetto proprio. E sono veramente son contenta di leggere queste, perché spesso e volentieri si legge veramente male sui social, invece è veramente brava, ha scritto tutto equilibrato, tutto perfetto. Grazie. Sì. Grazie Carlotta, io condivido in pieno perché lei qui ha veramente messo in atto stimola il lettore ad essere critico, sì. Ma lo fa non per fare la rivoluzione, non lo fa per andiamo tutte sulle barricate e spacchiamo tutto, no. Lei lo fa in un modo molto costruttivo, perché ti dice guarda che c'è il cantiere delle donne, se hai bisogno, se hai voglia di fare qualcosa, collabora, fai qualcosa. Siamo 5.100 unità, ci stiamo impegnando in questo campo, facciamo azione, action. E questo è veramente molto... Cioè, quando ho visto questo post ho detto no, questo è veramente è l'esempio. E quando io scrivo, spesso e volentieri vado da lei
mi leggo 2 o 3 cose sue, e anche questa è una tecnica. Quando voi avete identificato il vostro fan ideale, la vostra fan ideale, quindi il vostro target, e sapete cosa ama leggere, sapete quali sono gli argomenti, quali sono appunto i suoi problemi, quello che cerca, quello che ricerca, lì quelle testate, quei profili possono esservi di ispirazione. Possono veramente darvi quella scintillina e dire: ah beh, è vero, oppure non è vero, oppure contesto, e da là fate poi voi i vostri post e i vostri contenuti. Stimola il lettore ad essere critico, a non essere passivo. Esatto, esattamente, a non essere passivo. Ho pensato la stessa cosa, leggere lei e poi scrivere. Sì, esatto, esattamente. Poi iniziare a copiare la struttura. La struttura, perché è una struttura molto chiara e risponde molto proprio a questo flusso. Allora, ne ho preparato un altro. Dopo che abbiamo visto la Faggiani, adesso andiamo ad analizzare questa cosa. Qui non siamo più su LinkedIn. LinkedIn, va detto, LinkedIn è quel social media dove le persone anche sono disposte ad approfondire. Quindi su LinkedIn ci sono i professionisti che si incontrano su questa piattaforma e si scambiano delle opinioni, ok? LinkedIn, ovviamente, se io sto cercando qualcosa, sono disposta a passarci un po' di tempo, sono disposta ad arrivare magari oltre alla seconda riga a non abbandonare subito perché sto cercando, quindi insomma si presuppone, no? Qui invece, okay, siamo su Instagram. Instagram è il canale prediletto di Raptus and Rose. Lei è Silvia Visconti, è la designer, è l'ex designer di Malparmi, ma ormai è sarà quasi 15-20 anni che ha fondato Raptus and Rose, e lei scrive su Instagram, è proprio il suo mondo, perché lei parla di design, di vestiti, di moda, di fashion, ma parla anche di donne che sono come lei, che hanno una storia alle spalle di un tumore, ed è per fortuna, insomma, è sopravvissuta. Lei si chiama una survivor e ha fondato appunto questo movimento La bellezza ci salverà, perché questo è le sue. Lei coinvolge le donne che sono state in oncologia con lei, ma anche le dottoresse che curano queste donne con questi problemi appunto oncologici, e fa delle sfilate, quindi fa sfilare le donne, ma proprio è sotto questo bellissimo slogan, la bellezza ci salverà, ed è veramente un movimento, ormai è veramente, lei è conosciutissima. Come vedete qua sotto abbiamo 2827 mi piace e non ho guardato i like, i commenti che ci sono, di solito sono veramente tantissimi. Allora, la lunghezza dei suoi post in media è così, ok? Su Instagram. Quindi io insisto sul fatto di dire, ok, fermi con la lunghezza, perché non è detto. Io consumo i suoi testi, io consumo il suo profilo, ogni volta ho messo la notifica, voglio sapere quando posta, perché ha un modo di scrivere, ha un modo di fare i post che è veramente unico. Lo fa solo lei fa poesia quando scrive.
fare parte di una community non è uno scherzo. Li scrive lei ai testi, io conosco le ragazze, abbiamo anche collaborato, lei ha un social media manager che fa solo ed esclusivamente le cose che riguardano la vendita e il prodotto, allora sì, ma anche quella è poesia. Lei invece quando fa i viaggi va in India a cercarsi i tessuti, perché le sete arrivano dall'India, cercati da lei, va a Marrakesh, ti porta in viaggio. Non so chi di voi magari la conosce, la segue, questo per me è medicina, cioè questo per me è la medicina quotidiana, io ho bisogno di leggere perché la bellezza ci salverà. E lei è anche qui però, occhio, che la struttura c'è, perché con tutta questa bellezza, tutta questa che lei sa benissimo che cosa sta facendo, quindi far parte di una community non è uno scherzo. Io becco questo post e dico, oh, sta parlando di me, che anch'io faccio parte della sua community, ok? Siamo dentro. Poi lei con me a gioco facile perché la seguo dall'inizio e sono innamorata del suo profilo, leggo i suoi post e fino alla fine. Cosa significa quindi? Non è uno scherzo, significa condividerne valori ed ideali, significa fidarsi, agire, esserci, significa supportare azioni, anomalie, pensieri laterali, significa sapere. E cosa ha fatto? Tac, ha interrotto qua, ha lasciato respirare il testo, mi ha dato quella possibilità di dire aspetta un attimo, ok, mi rilasso, ma io voglio di andare avanti per ritmo. Qua stiamo parlando non più tanto di struttura, ma di testo ritmato. Significa sapere che ogni scelta ha un peso, una morale, significa stare dentro decisioni impopolari, ma fondamentali. E qui lei mi ha preso perché condivido in pieno i suoi valori. Io sono lì perché faccio parte della community perché la penso uguale e la penso uguale ad altri. Scusate, guardo un attimo qua, non mi ricordo più quanti follower ha aspettate, su Instagram ne ha tanti. Perché non mi sono tirata giù eccola qua, 78.000 follower, ha attivo adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 storie in questo momento. Quindi io non so se riusciamo a condividere la cosa, però non vorrei rischiare qua di tirare giù la banda perché condividendo poi il Safari magari non ci fa, però date un'occhiata al suo profilo Erasmus & Rose, ha attivo 16 storie perché stanno lanciando dei nuovi pantaloni, quindi è ovvio che qua parliamo, però è il modo in cui racconta. Lei lo dichiara nella sua bio, quindi io quando apro il suo, anche la prima volta, ok? Io vengo a contatto con lei perché magari la incontro, visito, vado in giro, ho un po' di tempo, leggo ed ecco il suo profilo. Vestiamo le donne ascoltando la loro anima in una rivoluzione gentile che possa invadere il mondo di bellezza. Hashtag la moda liberata, la bellezza ci salverà. Sì, ci salverà. E poi ci sono sotto il suo shop, eccetera. Il modo di scrivere che ha lei è proprio di fare poesia. I suoi follower cercano proprio questo. I suoi follower cercano proprio questa modalità perché lei li conquista con questa modalità di scrivere. Io voglio essere portata in viaggio da lei. Io seguo tappa per tappa il suo viaggio a Marrakesh perché è bellissimo. La bellezza ci salverà, salvami.
nel senso, portami via con te. E quindi post corti sì, post corti anche no, perché questo non è corto, questo su Instagram è fuori da ogni struttura, ma questo è un post che è perfettamente dentro nel suo universo valoriale, in quello che lei ha dichiarato di essere. Chi sei, cosa fai, come lo fai e per chi lo fai. Lo fa per chi è disposto a leggere un post del genere, lungo, non importa. Ok? E adesso abbiamo ancora 10 minuti. Io... Elisabeth? Sì, certo. Buonasera, Sono sono qua. Paola. Buonasera Paola. Volevo chiederle due cose. Intanto volevo ringraziarla davvero perché è bello, molto fluido il discorso, ma assolutamente interessante. Sto prendendo un sacco di appunti, davvero. Grazie. Allora, volevo chiederle un paio di cose. Quindi, lei ci sta dicendo che un post della stessa natura, faccio un esempio, io sono sempre l'insegnante della scuola di formazione che segue un po' la pagina, ecco la nostra Sì, pagina della scuola. Un post su Facebook e un post su Instagram dello stesso argomento, faccio un esempio, come ha detto lei, il corso di formazione che i docenti hanno fatto oggi, piuttosto che quello che abbiamo fatto con i ragazzi stamattina, deve avere comunque due tipologie, due stili diversi. Capisco bene, vero? Cioè, ha sì. comunque un'impostazione diversa. Sì. Se- L'impostazione su Facebook hanno i social, se prendiamo solo Facebook e Instagram, perché sono magari più facili anche da analizzare in questo momento e sono quelli più usati in questo momento. Allora, hanno una grammatica diversa perché hanno dei lettori diversi. Perché su Instagram i lettori sono più giovani, i lettori hanno bisogno di testi diversi, di argomenti diversi, perché il mezzo, la piattaforma, e anche la piattaforma è nata per parlare di moda, di food, di argomenti che rientrano, che hanno comunque un carattere molto estetico. Ok? Se devo parlare di formazione, ok, su Instagram non posso adottare lo stesso criterio di Facebook. Facebook mi permette di parlare di formazione in una piattaforma dove si parla spessissimo e tantissimo di formazione. La piattaforma, quella ancora meglio forse, dipende dal mio target, sarebbe LinkedIn. Perché LinkedIn è quello dove poi si trovano anche i professionisti, ok? E alimenti moltissimo anche tutto l'interesse intorno a ciò che a ciò che stai trattando in quel post. Io per esempio ho fatto un post dove in una settimana, credo l'anno scorso, ho fatto l'ultima mia lezione in aula e il martedì e il giovedì che ci sono chiuse dentro ho fatto la lezione online. Quindi io ho detto all'inizio della settimana, o era tipo lunedì e giovedì, una cosa così, e ho preso a confronto, ho detto, ho raccontato semplicemente che in una settimana avevo sperimentato velocemente queste due modalità che però ho argomentato un pochino, insomma, su questo. Sotto è nato tutta una discussione su sì, FAD, no, online, sì, perché no, io faccio così, e sono usciti un sacco anche di approcci che per me erano molto molto utili, nel senso, se hai qualcuno come in questo caso avere Caterina in aula che comunque modera i contenuti in chat, che comunque avvisa se c'è qualcuno che ha voglia di parlare, ecco,
Questo, per esempio, c'era un mio lettore che mi diceva: guarda, questa è la situazione ideale in caso di webinar. Questo però dove è successo? È successo su LinkedIn. Questo non è successo su Facebook, perché io ho pensato che quel contenuto fosse un contenuto destinato, se volevo che fosse efficace lo dovevo buttare fuori, lo dovevo postare su LinkedIn. E scrivere, Instagram e Facebook ci danno la possibilità. Instagram ti dice: vuoi pubblicare anche su Facebook? Sì, si può fare, però non sarebbe l'ideale, perché l'efficacia, poi noi stiamo, per motivi di budget, per un nostro cliente, per decisione e volontà del cliente, stiamo facendo un lavoro del genere, concepiamo, creiamo i contenuti per Instagram, abbiamo superato i 10.000 follower, su Instagram funziona bene, quando noi postiamo lo stesso contenuto, perché il budget non c'è per lavorare anche su Facebook, il cliente ha deciso: pubblicate anche su Facebook, non importa, buttate fuori lo stesso contenuto, lì i follower non aumentano ma pochi, e poi non abbiamo reazioni. Sotto non c'è l'algoritmo, non ci premia, l'algoritmo non fa vedere quei contenuti perché non sono fatti per Facebook. Chiarissimo, grazie. Ecco. Le chiedo Sì. anche un'altra cosa. Io ho visto anche questo giornalista, no? Pagina privata e pagina pubblica. Allora, nel momento in cui c'è una pagina, la chiamo così, privata, e una Sì, personale, profilo personale, sì. Esatto, e la questione di rigirare il post che ho scritto sulla pagina pubblica, o piuttosto che vedo qualcuno che riscrive tutto il testo sui commenti, non so perché c'è questa cosa. Ecco, le chiedo sì, Allora, il fatto grazie Chiara, buona serata. Ci sta abbandonando Chiara. Ok. Il fatto di, allora, un testo su Instagram pubblicato da una pagina, da un profilo, su LinkedIn, scusate, pubblicato, io forse ho, se mi date un secondo, forse riesco a trovarvi una slide. No, non su questa. Perché non vorrei andare sulla... Se voi andate su LinkedIn, spessissimamente, forse sono più vediamo. Spessissimamente voi trovate, forse è qua. No. Voi trovate anche nelle aziende, no, che pubblicano sulla loro pagina, quindi sul loro profilo, e poi fanno riprendere quei post dai loro dipendenti, dai loro collaboratori. Di solito i post che vengono pubblicati dai collaboratori hanno una reach, quindi raggiungono un maggior numero di persone rispetto al profilo. Non riesco a trovare la slide. Ve la attacco qua sotto quando ricevete le slide, così lì c'è proprio un esempio di un post, perché l'ho dovuto raggruppare, quindi è tutto un patchwork. La dottor Sher, no? Che è un leader mondiale del senza glutine, ha pubblicato, loro fanno una strategia veramente
cioè, efficace al 100%, sono bravissimi loro. Io ho fatto il marketing per loro all'inizio della mia carriera, quindi li ho proprio nel mio cuore, e loro attuano spessissimo la formula di dare voce ai loro collaboratori, quindi ai profili privati, personali, non privati, chiusi, ma personali dei loro collaboratori. Esempio concreto. Il sales manager della Share, no? L'ex Bareveld, è lì che ha un profilo personale e la Share, l'azienda, ha un profilo aziendale. Sul profilo aziendale pubblicano che sta uscendo un nuovo pane senza glutine, ok? Quel post, loro hanno 19.000 follower, quel post magari ha una trentina, una sessantina di like, perché LinkedIn non ama tanto avere questi post di prodotto, perché su LinkedIn tu non vendi prodotti, su LinkedIn tu parli della tua azienda, affermi la tua leadership, ma non vendi prodotti. Cosa fanno? Fanno sì che il signor Bareveld, quindi che è il manager che fa, lui è a capo dell'ufficio commerciale, che ha molti meno follower di 19.000, ovviamente ne avrà sempre più di 500, ma non siamo a quei livelli là. Lui riprende quel post, ok? Lo condivide e sopra ci scrive non tanto un comprate il nostro nuovo pane, ma magari racconta una storia. Questo pane è stato sviluppato sulla base di una nostra ricerca che abbiamo fatto, e abbiamo rilevato che oltre al glutine le persone sono allergiche anche al latte. Ecco perché questo prodotto qui non contiene né glutine né latte, ok? E l'ex Bareveld, il suo profilo personale, incassa, se loro prendono 30 follower, lui ne incassa 60, perché LinkedIn sta premiando il profilo personale che comunque si mette fuori, si mette a disposizione e discute un fatto. Lui dice, alla fine potrebbe dire, c'è anche un post di questa tipologia che vi porto poi come esempio, cioè che questo vuol dire che noi del settore del senza glutine dobbiamo anche specializzarci nel senza latte e latticini, e allora giù tutti quelli che si occupano di alimentazione clinica, cioè sono tutti là che ne discutono. Per LinkedIn va benissimo, ha beccato una nicchia, ecco l'algoritmo, ha beccato la nicchia, LinkedIn dice bene, stanno tutti discutendo, sono tutti felici, hanno trovato un argomento, restano sulla piattaforma e quindi siamo tutti felici, investitori compresi, quelli che sponsorizzano compresi. Il giro si chiude proprio così. Quindi ottima osservazione questa qua del riprendere degli argomenti che sono molto più deboli sul profilo aziendale e dargli quel lancio, quella forza. Questa è strategia, questo è proprio marketing digitale. Questo è molto al di fuori del copywriting, dare quello slancio strategico al posizionamento di un prodotto, che non è altro. E loro stanno usando un profilo privato per fare questo, prima di un profilo personale che è assolutamente, che va bene, perché alimenta comunque la discussione. Signore, noi qui siamo arrivate anche alle 20:02, sono qua per voi, se avete ancora domande, Ah no, io avevo l'ultima slide, sì. Però non so se effettivamente, no scusate, è andato giù. C'è una mano alzata, quella della signora Carlotta. Ok, bene, sentiamola.
Io volevo solo ringraziarla. Bene, che bello. Mi è piaciuto molto. Ottimo, sono contenta. Io le dico, sono una consulente marketing, quindi mi sono iscritta appena ho letto, perché secondo me non si impara mai abbastanza, no? E quindi mi piace sempre ascoltare qualcun altro Molto e bene, mi è piaciuto molto molto. bene. Ma consulente o lavora in azienda? No, sono libera professionista. Eccoci, eccoci. No, mi fa piacere. No, anche a me, Grazie. perché sinceramente in questi anni poi era sempre più difficile il confronto e così quando trovo persone mi piace, mi piace molto. Poi, Bene, visto che ero una donna, bene. perché in questo periodo ho sempre ascoltato uomini, quando ho visto che c'era una donna ho detto va subito! Ho detto, Facciamo, dai la call to action, aggiungiamola, facciamo insieme qualcosa. Sì, perché mi arrivano sempre le iscrizioni ai vari webinar, ma sono sempre tutti uomini, non ne potevo più. Basta. Carlotta, il prossimo webinar lo potrebbe fare lei. Action! Magari. Non si sa Allora, mai, mi vediamo. inserisco un attimino per appunto ricordare che ho messo nuovamente in chat il link al questionario di gradimento. Ah sì. Ecco, e dopo io inviterei esplicitamente la nostra amica Carlotta, ma tutti voi nuovamente, a venirci a trovare presso il laboratorio di coworking, quindi sarà sicuramente un'opportunità interessante di scambio, di confronto e a maggior ragione, insomma, se per chi è professionista, per chi è già appunto impegnato in un progetto e in una professione, le finalità che appunto esprimeva anche la dottoressa Zambon sono proprio quelle di creare la rete, di fare in modo anche che a Conegliano si sviluppi un certo network, un certo range di opportunità. Quindi veniteci a trovare al coworking, andate su Eventbrite, cercate appunto la presentazione delle varie iniziative che ci sono in questi spazi, oppure potete accedere attraverso le locandine che sono pubblicate su Facebook e davvero l'invito veramente di venirci a contattare perché stiamo preparando delle iniziative proprio per stimolare lo sviluppo del territorio. Quindi approfitto e colgo l'occasione, chiudendo l'interruzione, per ringraziare anch'io e complimentarmi con la dottoressa Rainer perché tra la volta scorsa e questa credo che la panoramica e gli spunti forniti siano stati davvero estremamente preziosi. Grazie e complimenti. E grazie a tutti per la partecipazione. Grazie Manuela, anche grazie. Sì, Sì, le slide arrivano. Sì, tutto compresso, tutto confezionato. Sì. E aggiungo anche quella di LinkedIn, ok? Di cui abbiamo parlato adesso. Sì, ve le manderemo nei prossimi giorni quando la dottoressa ce ne fornirà. Sì. Ricordo che presso gli spazi del coworking, oltre che a mettere a disposizione appunto un esperto di T2I in strategie di business per i nostri spazi di coworking, il Comune di Conegliano mette a disposizione gratuitamente dei professionisti che ne avessero bisogno gli spazi proprio per lavorare per i coworking, oltre che anche per lo smart working. Si sta attivando anche presso il comune di Santa Lucia di Piave un altro laboratorio di coworking, spazi che andremo ad affiancare prossimamente, sempre con la collaborazione di Caterina Bonafò, che è qua presente di T2I, quale operatore esperto proprio in queste strategie di business. Ringrazio la dottoressa per la sua chiara esposizione e a Caterina per averci assistito in questa serata e tutti quanti voi per la partecipazione. Vi diamo appuntamento allora ai nostri prossimi eventi, sempre con T2I e con lo Studio Varela e col progetto Digitiamo. Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Buona serata. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie ancora, grazie Marina. Grazie, arrivederci, grazie. Grazie ancora, arrivederci.
Grazie Daniela. Di nuovo, arrivederci Daniela. Arrivederci. Monica, Cristina, E Laura. 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 Bene, interrompo la registrazione allora. Sì.